Oggi parliamo di un prodotto che è di grandissimo successo in questo periodo ed è il cemento. Noi in questo caso lo riproponiamo fatto con istinto, un prodotto assolutamente naturale, solo calce, e in questo caso lo proponiamo con queste fughe che danno proprio il senso del cemento lavorato. Come sempre, quando cominciamo con istinto dobbiamo prima di tutto posare il primus, quindi possiamo procedere con questa applicazione. Ecco, il primus è asciutto, possiamo procedere con l'applicazione. Noi qui abbiamo scelto istinto in una versione KG perché ci interessa questo color cemento. Andremo a stendere una prima mano con la parte dentata in modo di lasciare giù il quantitativo corretto di prodotto, lo disegneremo e poi lo andiamo a lisciare. Come sempre, però ve lo rifacciamo vedere. Dopo aver steso il prodotto andiamo a lisciarlo con l'altro lato della spatola, se necessario spruzziamo un po' d'acqua. Ecco, lisciare una lisciata orizzontale perché il cemento ovviamente è sempre applicato in modo orizzontale. Bene, la superficie qua è molto bagnata, è piuttosto irregolare come è giusto che sia. Adesso lo andiamo a disegnare, il solito strumento, il nostro tampone, faremo un disegno orizzontale che sono le classiche macchie, i classici buchi che troviamo nel cemento lavorato. Allora qua sta cominciando ad asciugare, si vede che cambia leggermente di colore, è il momento che possiamo toccarlo, quindi con un po' d'acqua, santo spruzzino ci aiuta per lisciarlo senza che si arricci, quindi possiamo spruzzare un po' d'acqua e poi cominciamo a lisciare. È interessante questo momento della lisciatura perché lui usa quella pasta che viene fuori nella compattatura e la usa per andare a chiudere ulteriori buchi, quindi questo non è da buttare ma è da strisciare se vogliamo un effetto molto liscio. Se invece vogliamo un effetto ruvido, quella pasta la prendiamo e la buttiamo via. Adesso l'abbiamo lisciato bene con il passaggio di prima, adesso sta asciugando, questo è il momento di cominciare a schiacciare perché oramai non si muove più, giusto? E lo facciamo diventare bello liscio. Dai. Adesso sta ancora asciugando, siamo nel momento giusto per segnare la fuga, quindi qui mettiamo una staggia all'altezza che vogliamo, naturalmente ognuno fa le sue misure, noi abbiamo scelto
circa 50 cm di altezza. Vediamo com'è facile segnare. Pigliamo un punteruolo e tiriamo una riga. Ecco, la fuga è fatta. Ecco, è liscio, ancora bagnato, questo è il momento esatto per schiacciarlo con energia e ottenere l'effetto liscio e lucido, se lo vogliamo. Se ci piace così un po' rustico, lo lasciamo così. Cemento naturale, ma lucido però, bello, molto bello, piacevole al tatto. Potrebbe essere già finito così, però noi cosa facciamo adesso? Ci mettiamo su un po' di cera, così lo rendiamo idrorepellente, o se qualcuno vuole può anche mettere il vetro opaco, il vetro lucido. Ma certamente così è naturale, con sulla cera, perfetto. Ah, fermo Andrea, aspetta, mi è venuta un'idea. Siccome va molto nei bagni questo effetto, facciamo finta che mettiamo la cera da questo livello in giù, così vediamo la differenza tra i due effetti, ok? Ecco, la quantità di cera non deve mai essere troppa, perché se ne lasciamo troppa abbiamo poi problemi che tende a sbiancare, quindi una piccola quantità di cera per dare l'idrorepellenza. La cera è quasi asciutta, possiamo passare il panno per lucidarla. Ecco, la differenza è pochissima, apparentemente. Vediamo cosa succede quando noi bagniamo. Come vedete, qua assorbe completamente perché Istinto è un prodotto naturale, quindi assolutamente traspira avanti e indietro. Qui abbiamo messo l'idrorepellenza della cera, che è un altro prodotto naturale, superficiale. Vedete che l'acqua scorre via e si ferma solo dove ci sono ancora dei piccoli passaggi. È il modo perfetto per finire Istinto. Bellissimo, cemento, grigio, è il suo colore. Naturalmente con Istinto, lo sapete, tutti i colori sono disponibili, li troviamo qua nella cartella. C'è solo la vostra fantasia e il vostro istinto che vi guida verso nuove sperimentazioni. Con questo prodotto tutto si può fare. Buon lavoro e buon divertimento.